Su papel de su popolo soberano. Nós vemos um mundo com os olhos des antigos nurágicos, com o espírito des valorosos chardanas. Su território nostro è particolare, unico. Unica è essa nostra gente, che non anda da governata, ma seguida, come dicetti nosos sceus. Seus contrarios ad ogni forma di governo globale, economico e politico, ad ogni forma di appiattimento culturale e accorpamentos tra populus diversos. Seus po mantenni sa particolaridade dei nostras originis. Seu possa naturale evoluzione de ogni territorio, che in interventos esternos, allogando e valorizzando ogni possibilità di chi voltit esprimi. Non importa quanto tempo servidi, seus possa naturalidade dei eventos. Seus poni sa nazione sarda, ma pure può governare in varios territorios, che hanno fai unidade a sa nazione sarda. Chi adesso serriamo a rappresentare il suo popolo, adesso scerao non con elezioni, ma da sasotti. Seu possa naturale rotazione dei responsabilidades, nessuno politico de professione deve esistere. Sa donare meda attenzione alle evoluzioni naturali dei pipius e picciocos, che una forzatura, in modo da imparare che su pregio umano, che uno cristiano deve tenere è sonori. Sa scuola deve essere finalizzata a sa promozione umana di ogni studente, non lo vedo su forza gente che scidi, ma gente che ha ragione di. Le materie più importanti sono sa logica e sa lingua sarda, per mantenere l'unità nazionale del suo popolo. Antessi favorire le produzioni agricole e artigianali in amistà con sa natura, a discapito delle produzioni massive industriali finalizzate al suo consumismo. Se al contrario su ogni forma di accentramento culturale, se su scambio libero di cose e idee, in modo da superare i concetti definibili da destra o da sinistra. Per noi esiste dicetti su beni del suo popolo, l'unica guerra mitia e favorita è questa contro poteri elitarios e contro chi noi sottomiti sa gente. Antessi combatte preconcettos e egoismos, chi rallenta la sua naturale progressio. Antessi combatte la logica del svilimento del suo traballo. Su traballo anda ad intendere come produzione umana e promozione umana e non solo come mezzo per procurare a bisogni. Nessuna meccanizzazione ingiustificata deve esistere. Tutto deve traballare, tutto deve produrre, tutto si deve rendere utili alla comunità. Nessuna negazione o favore in merito a idee e religioni, l'individuo deve poter in libertà di manna. Chi attende un progetto valido deve essere posto meglio condizioni di poter realizzare. Non avevo mai voluto intendere questa frase, non c'è denaro, non si può fare. Sa nazione deve consentire la circolazione abbondante della moneta sovrana. Essere raccomandata la tutela di ogni forma di originalità e creatività, estro e pensamento innovativo, la ricerca di nuove forme di futuro umanistico in amistà con la natura e con tutta la terra.